Nicolò Casaro, sei entrato, hai fatto ace, però oggi cos'è che non ha funzionato nella QN? Non ha girato quasi niente oggi in campo, abbiamo fatto fatica in battuta, in ricezione, in attacco, loro a muro sono stati fenomenali, non riuscivamo a passare, non riuscivamo a prenderli. Questo è un po' tutto, dobbiamo rivedere un po' tutto. Oggi poi Boyer non vi ha dato, non solo in attacco ma anche a muro, Padova è mancata anche in questo fondamentale. Sì, non riuscivamo a prenderlo, come ho detto, è stato infermabile, credo abbia una percentuale altissima in attacco, era in super forma, l'ha dimostrato in attacco, in battuta, un po' in tutti i fondamentali e ci hanno superato nettamente oggi. Mercoledì si gioca a Trento, cosa bisogna fare all'interno dello spogliatoio adesso per cercare di recuperare anche moralmente? Altra partita ancora più tosta, sicuramente voltar pagina, cioè dimenticare, azzerare tutto e provare a ripartire, così. Grazie, in bocca al lupo. Crepi.